God Save the Wine, siamo a Roma, ma siamo anche a Capalbio con Massimo, che è in realtà non è nemmeno lui di Capalbio, non è di Roma, però si è innamorato di Capalbio. Capalbio è una zona frequentata molto da Roma, e quindi stasera che God Save the Wine torna a Roma ci è sembrato normale, anzi molto bello, portare Massimo. Presenti a Roma. Ecco, Certo. Massimo, stasera sta avendo grande successo la bollicina tua da Syrah. Cosa è? Andando avanti con quest'idea che sembrava una pazzia, però invece sta prendendo, di fare un metodo classico veramente, insomma, ricercato, questo rosé con i profumi dello Syrah, e facciamo questo metodo classico 72 mesi sugli lieviti, poi sta un paio d'anni in bottiglia, e direi che è stata una scommessa vinta. Piace e chiaramente non possiamo competere con i grandi territori del metodo classico, noi siamo in un quelli alternativi nuovo. Sicuramente. Siamo in un territorio nuovo e il successo, insomma, l'abbiamo ottenuto, e perché sta identificando un territorio, cioè questo territorio della Bassa Maremma comincia a esprimere qualche suo vino particolare, e quindi la nostra speranza, e sarà la futura soddisfazione, è che veramente Capalbio diventi un terroir. Questo sarebbe, ce lo auspichiamo, perché la Toscana non abbiamo ancora finito di esplorare la Toscana, quindi questo è già una bella notizia qui da stasera. E guardando all'autunno, un tuo vino per l'autunno, perché ora si comincia l'autunno. L'autunno sicuramente noi stiamo proponendo il nostro Guido Moro, che è uno Syrah in purezza, una riserva, fa un po' di barrique, e come al solito sono tutte uve super selezionate, raccolta manuale, grande cernita delle uve, fa 7-8 mesi di barriche, e adesso stiamo servendo il 2018. Quindi questo è in qualche modo il gemello diverso della bollicina, no? Il Syrah che si esprime in due modi. La bollicina è derivata da questo, infatti prima abbiamo lavorato lo Syrah in purezza, che ci ha dato soddisfazione e resta uno dei nostri vini di punta, e da lì è venuta l'idea all'enologo di provarlo e fare questa bollicina dedicata allo Syrah. Quindi se avete voglia di proseguire l'idea del Mediterraneo nel prossimo autunno-inverno, avete la possibilità di farlo con queste bottiglie, perché veramente i profumi della macchia mediterranea, di Capalbio, del mare, di Toscana vi vivono nel bicchiere da qui al Natale senza problemi. E perché no, anche per Natale, per stappare. Spero che la bollicina a Natale ci porti gli auguri e un buon anno anche per il 22.